Il Ministero prevede che in Italia nel 2015 i profughi sbarcati sulle coste saranno 200.000, una cifra mai raggiunta, e subito scatta la clamorosa protesta dei prefetti. Per domani al Ministero dell'Interno, infatti, le associazioni sindacali dei funzionari prefettizi annunciano un'assemblea di mobilitazione che segue l'ultima circolare inviata in queste ore, che chiede l'individuazione urgente di ulteriori 80 posti di accoglienza per ogni provincia. Nel 2014 sono stati spesi 630 milioni per l'accoglienza di migranti, cifra che verrà superata nel 2015, ha annunciato il capo dipartimento immigrazione del Ministero dell'Interno Mario Morcone. Intanto al Viminale si è tenuto oggi un vertice alla presenza dell'Associazione Comuni Italiani e del prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, responsabile per il Veneto del flusso di profughi. Sempre parlando di impegno economico, per l'accoglienza di ciascun minore straniero non accompagnato, il Ministero dell'Interno paga 45 euro al giorno, pari a 1.350 euro al mese. A Padova invece sono arrivati 22 migranti ieri, altri 15 oggi. Commercianti e residenti del centro hanno incontrato il prefetto, che oggi ha inviato la fotografia della situazione in città a Roma. Oggi verrà consegnata al Ministro dell'Interno una relazione dettagliata da parte della Prefettura e quindi ovviamente il Ministro dell'Interno avrà la situazione di quello che succede a Padova. L'associazione contesta l'inserimento di profughi nelle case private e teme fenomeni di speculazione. E sappiamo benissimo come è nata Vianelli. Vianelli è nata appunto da un gruppo di proprietari che hanno ritenuto utile affittare i propri appartamenti ad un prezzo più alto agli immigrati. Venerdì ha annunciato una fiaccolata di protesta lungo le vie del centro, alla quale parteciperà anche il sindaco, contro l'arrivo di nuovi profughi. Gli organizzatori sono pronti ad andare oltre. Noi siamo pronti ad alzare le barricate perché siamo in una situazione, Padova ha già fatto la sua parte per quanto riguarda l'accoglienza e quindi rispedisco al mittente tutti quegli attacchi pretestuosi. Padova è una città accogliente.